Sabato 25 novembre alle ore 16:30 si svolgerà la 46esima edizione del Premio Telamone nella cornice della Sala Zeus del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento. La statuetta di Telamone è assegnata annualmente a personalità siciliane che si sono distinte nelle diverse professioni per il loro impegno etico, culturale e sociale, dando prova di grande levatura e rendendo orgoglioso la Sicilia e il paese. Una statuetta che riproduce la colonna del Tempio di Zeus Olimpio dell'antica Acraga, sala nobiltà del messaggio di forza e di impegno per il bene della collettività, nello spirito di una responsabilità individuale che deve condurre a benefici comuni. I premiati di questa 46esima edizione, curata dal CEPASA, del professor Paolo Cilona, sono il giornalista RAI e apprezzato scrittore Roberto Alaimo, l'eminente oncologo Fabio Calabrò, direttore dell'oncologia medica dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, il magistrato Carlo Caponcello, procuratore generale della Corte d'Appello di Messina, Salvatore Fazzino, artigiano, innovativo e fondatore del brand Sigla, il gruppo Mancuso, leader nel panorama internazionale per la produzione ittica e brand di eccellenza nella produzione dei gelati, Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica, l'imprenditrice Yolanda Riolo, nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, la nota scrittrice Cristina Cassa Scalia, regina del giallo, con le indagini del vicequestore Vanina Guarrasi e Valio Valenti, prefetto della Repubblica e già capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Nel corso di questa edizione verrà assegnato anche il premio Telamone per la pace e la solidarietà, attivo dal 1981, a Don Pino Vitrano, coordinatore e responsabile della comunità Missione di Speranza e Carità di Palermo, cofondata insieme al compianto fratello Biagio Conte. Il premio Telamone, dichiarato il fondatore Paolo Cilona, presidente del Centro Programmazione Azione Sociale di Agrigento, è l'appuntamento annuale che ha insignito nei più svariati campi moltissime eccellenze siciliane, celebrando la cultura dell'impegno e il valore dell'esempio per costruire una società migliore. Nel corso delle edizioni precedenti sono state premiate personalità di altissimo spessore, come Leonardo Sciascia, Diego Planeta, Letizia Battaglia, Gaetano Silvestri, Giuseppe Tornatore, Andrea Camilleri, Ignazio Buttitta, Dacia Maraini, Pietro Ingrao, Gaspare Ambrosini, Stefania Auci, Nicole Fasconaro e altre celebrità che hanno reso orgogliosa la Sicilia, dando massima espressione culturale e professionale.